Benevento per Benevento Novara, Mauro Carafa. In tribuna c'è anche il presidente di Lega Bodi per questa rivelazione Benevento alla prova del Novara, squadra ambiziosa ma in difficoltà, lontano da casa sempre perso. L'ex Baroni predica umiltà ma intanto vince, ne sa qualcosa il Bari, superato al San Nicola con un devastante 4-0 e ripropone proprio la formazione vincente di sabato scorso con Falco recuperato ma in panchina. Ci sono altri due ex tra i giallorossi, Buzzegoli, e nel Novara di Boscaglia il fischiatissimo Scognamiglio che va in panchina. Ecco le formazioni: Benevento in porta Cragno, in difesa Venuti, Padella, Lucioni e Lopez, centrocampo Buzzegoli, Cisbà, Ciciretti, agli esterni ci sono Cissé e Melara, la prima punta è Ceravolo. Il Novara risponde con in porta da Costa, i difensori Dickman, Trust, Bei e Calderoni, a centrocampo Faragò, Casarini, Baide e Selasi, in attacco Sansone e Galabinov, arbitra Di Paolo di Avezzano. Giornata caldissima, circa 8.000 spettatori, linea allo studio. Dare manforte ai compagni. Scusa, è passato in vantaggio il Benevento con Cisba. Siamo giunti al 44esimo, Benevento 1 Novara 0, a te la linea. Confermo, Benevento 1 Novara 0, 44esimo Cibza. Frosinone. Al Ciro Vigorito è appena terminato il primo tempo, squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero al 44esimo, dunque il gol, iniziativa personale di Cisba, l'ex Sassuolo. Ha preso il pallone in tre quarti, tiro forte e preciso, l'angolo sulla sinistra di Da Costa. Dunque alla fine del primo tempo Benevento 1 Novara 0, linea Frosinone. Al Ciro Vigorito in questo istante esatto l'arbitro Di Paolo di Avezzano ha dato il via per il secondo tempo. Nel primo tempo il vantaggio del Benevento a un minuto dal termine con Cibsa, il giocatore ex Sassuolo ma ancora di proprietà della squadra emiliana, al centrocampo è andato direttamente verso il limite dell'area con un'azione personale, ha fatto partire un destro che si è spento sulla sinistra del portiere Da Costa, fino a quel momento non molto impegnato in un primo tempo non bellissimo, nel quale il Novara tra l'altro era partito bene con una grande occasione per Sansone dopo soli 3 minuti. Ora siamo dunque al 30esimo secondo di questa ripresa, palla a centrocampo, la palla viene messa subito in fallo laterale, recupera Lopez, il difensore unico ammonito di una partita sostanzialmente corretta, ha dato il pallone indietro per Lucioni, da questi al portiere Cragno, il rilancio del portiere dell'Under 21 è molto laterale per Ciciretti, sempre molto vivace nel primo tempo, palla ancora indietro a Venuti che cerca la fluidificazione, nulla di fatto. Benevento bloccato a centrocampo, siamo al primo minuto, Benevento 1 Novara 0, linea Frosinone. Siamo alla mezz'ora, Ternana 0, Verona 3, Benevento. Anche al Ciro Vigorito è la mezz'ora della ripresa, Benevento 1 Novara 0, Novara che sta dando le ultime risorse in campo per cercare di pareggiare questa partita che si è complicata dopo il gol di Cibsa al 44esimo del primo tempo. Attenzione Carafa, Perugia in vantaggio con Dezzi al 30esimo, cambia il parziale, Frosinone 1 Perugia 2, a te. E adesso proprio in questo momento Casarini dallo stessa posizione dove prima aveva sbagliato, non aveva preso il pallone, ha tirato dall'altezza del calcio di rigore un pallone che Cragno con uno sbalzo sulla sinistra neutralizzato, fallo laterale. Dunque ancora un'occasione fallita dalla squadra di Boscaglia, è la terza nel corso di questa partita, giocata in maniera un po' sparagnina dal Benevento che ora si difende. Faragò, il suo sinistro, la palla passa in una selva di gambe, finisce fuori, ancora Trost, è un assalto del Novara in questa fase. Adorjan, l'ungherese, si aggroviglia con un giocatore, fallo dell'ungherese entrato in campo poco fa. Si ferma questa azione del Novara, ci sono anche una ventina di tifosi del Novara sulla nostra sinistra che sperano in un pareggio che darebbe un po' di ossigeno alla squadra di Boscaglia che ora in questo momento è a 5 punti in classifica, nelle zone basse della classifica. Dunque siamo al 31esimo, Benevento 1 Novara 0, linea Frosinone. Al Ciro Vigorito manca un minuto, sono Scusa Carafa, ma c'è anche il finale dello Stadio Liberati, Verona batte Ternana 3-0, a te la linea. Dicevo, grazie Burghini, dicevo che manca ancora un minuto perché sono stati complessivamente 5 minuti decretati da Di Paolo di Avezzano, con la Novara che cerca disperatamente il gol del pareggio. Faragò, siamo sempre 1-0 per il Benevento ed era Jakimowski, il Benevento cerca di trattenere questo pallone, c'è il nuovo entrato Del Pinto e viene fermato, Viola attaccato Del Pinto, Ciciretti, ci sono scontri davanti alla panchina di Boscaglia, tutto regolare. Adorjan, l'ungherese, ha dato indietro per un giocatore che rilancia lunghissimo per Tröst che si è portato in avanti per l'ultimo disperato tentativo, e però il giocatore danese commette fallo su un giocatore in maglia giallorossa e dunque respira il pubblico di Benevento che salta tutto. Il Benevento
consolida la sua terza posizione, se tutto dovesse finire tra qualche istante questa partita, con risultato ancora di 1-0 per la squadra sannita. Scusa Carafa, sentiamo anche Frosinone, Graziani. Ultimo minuto di recupero, ultime opportunità per il Frosinone di riagguantare il pareggio in extremis. Grande opportunità poco fa per Dionisi, che ha sfiorato il pareggio direttamente. Scusa Graziani, è finale Benevento 1 Novara 0, gol di Cisba nel primo tempo al 44esimo. A te la linea.